Domenica scorsa nella Chiesa Cattolica si è celebrata la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, che ha riproposto come tema una frase del documento con cui Papa Francesco ha concluso il Sinodo dei Giovani lo scorso anno. Datevi al meglio della vita. Ora, appena sentiamo la parola vocazione, immediatamente noi pensiamo alla scelta di iniziare il cammino per diventare preti, religiosi o religiose. E ci dimentichiamo, troppo spesso, che in realtà tutti nella vita siamo destinatari di una vocazione. Allora, per fugare ogni precomprensione o pregiudizio, traduco questa parola con invito. Ciascuno di noi riceve l'invito a vivere e a vivere bene, a vivere in pienezza. Mi viene da dire che tutta la vita è un invito, una vocazione a crescere, ad amare, a condividere, a progredire attraverso lo studio, attraverso il lavoro, l'impegno, a creare relazioni di amicizia, relazioni di amore, fino a mettere su famiglia. E dentro alla vocazione alla vita, ciascuno trova il suo posto. Alcuni fino anche a decidersi di rispondere all'invito particolare di mettere a disposizione tutto loro stessi per Dio e per gli altri. Mi piace tanto questa espressione che il Papa usa per rappresentare la vocazione e l'invito, darsi al meglio della vita. Anzitutto, per potersi dare al meglio della vita, bisogna saper scoprire che cosa sia il meglio per me. Che cosa rappresenta il vero bene, ciò che mi fa davvero bene, e poi una volta scoperto mi viene chiesto di sceglierlo. Vocazione e scelta vanno di pari passo. A proposito di scelta, penso ai nostri amici di quinta superiore che a breve dovranno scegliere come investire gli anni più belli della loro giovinezza, se nel lavoro o nello studio, e se nello studio in quale facoltà, verso quale professione, verso quale vocazione. Oggi scegliere non è così facile, non è mai facile scegliere, ma in questo periodo emergenziale la scelta è appesantita dall'incertezza. Potremmo dire che questo è il tempo della prova e il tempo della scelta, e non solo per voi ragazzi di quinta, ma per tutti, compresi gli adulti. La prova più grande è data appunto dall'incertezza per il futuro e dalla precarietà del presente. Sentiamo che ci mancano i criteri, i parametri per compiere scelte che non ci espongano a rischi troppo elevati e su più fronti. Eppure non dobbiamo mai dimenticarci che la vita è fatta di scelte e è fatta anche di rischio. E se vogliamo essere protagonisti del nostro domani, come del nostro presente, non possiamo metterci al riparo dal rischio dello scegliere, ma dobbiamo affrontarlo. Con i miei alunni in queste settimane stiamo leggendo l'editoriale del numero di aprile di una rivista importante, Aggiornamenti Sociali, edita dai Gesuiti del Centro San Fedele di Milano. In questo articolo abbiamo scoperto essere presenti dei passaggi illuminanti che penso possano far bene a tutti, anche proprio in ordine alle scelte da compiere, quelle più immediate come quelle più importanti e significative. Li richiamo brevemente. La prima consapevolezza per scegliere che dobbiamo acquisire è che oggi l'incertezza è diventata la cifra di questo tempo di sospensione, che stiamo vivendo noi personalmente come un po' tutto il mondo. Questa esperienza, che è connotata anche dall'incertezza, ci sta cambiando in profondità, come singoli e come società, e per questo siamo consapevoli che sarà diversa la normalità che dovremmo affrontare fra poco, e dobbiamo cominciare a costruirla fin da ora. Quella di prima sarà sicuramente inadeguata. La normalità che vivremo fra poco sarà una normalità diversa rispetto a quella che abbiamo vissuto fino a qualche tempo fa. Oggi, in questo tempo, stiamo seminando cambiamento e di questo cambiamento noi vogliamo essere protagonisti. Non vogliamo lasciarci vivere, lasciarci sopraffare. Vogliamo essere protagonisti e per esserlo dobbiamo scegliere.
Sappiamo bene che c'è sempre qualcosa che eccede, che scappa fuori, che non fa tornare i conti. Dobbiamo quindi cambiare il nostro sguardo, saper rinunciare a ricondurre l'ignoto al noto, ad avere per tutto una spiegazione comoda. Dobbiamo piuttosto accettare di lasciarci stupire e di mettere in crisi, di compiere una traversata, di compiere un passaggio. Il passo da fare, dunque, è assumere veramente che la nostra conoscenza è sempre parziale, accettando anche un po' la frustrazione che ne deriva. Spero vi ricordiate, ragazzi, quello che tante volte vi ho detto circa la verità. Non esiste la verità assoluta, non esiste la verità relativa, ma esiste sempre una verità relazionale, cioè che va cercata insieme, che va condivisa. Insieme ci avviciniamo alla verità, passo dopo passo, così nelle esperienze personali, ma anche nella scienza, nella cultura. Un ulteriore stimolo è poi prendere coscienza della fragilità umana. Per quanti sforzi noi facciamo, non siamo mai padroni del nostro destino. E di fronte a questa fragilità abbiamo la possibilità di riscoprire anche la qualità etica dei legami che ci uniscono, il riscoprirci parte di una comunità, l'essere insieme, il lavorare insieme per preparare il cambiamento. Allora potreste chiedermi, ragazzi, ma come faccio io a pensare al cambiamento? Come faccio io ad essere protagonista di questo cambiamento? Il consiglio che mi permetto di darti è quello anzitutto di cominciare a sognare, di cominciare a pensare come ti piacerebbe che la tua vita, la tua scuola, le tue relazioni fossero appena terminato questo periodo di sospensione. Essere protagonisti, l'abbiamo già detto, significa scegliere e per scegliere bisogna essere allo stesso tempo padroni della propria coscienza e del proprio presente, guardando con occhi limpidi verso il futuro. Per fare questo, come ci ha consigliato Papa Francesco anche nell'udienza che abbiamo vissuto con lui l'anno scorso, uno strumento davvero importante è la preghiera, il mettersi davanti a Dio, con il cuore aperto, con la mente spalancata, chiedendo il dono della sapienza, il dono dell'intelligenza, per penetrare in profondità le cose e per poter gustarle, per poterle assaporare e viverle in pienezza. So che ci sono anche tanti adulti, soprattutto genitori, che ascoltano questi miei interventi settimanali. Anche a loro mi permetto di rivolgermi per lanciare una sorta di appello, legato a questo tempo di prova e tempo di scelta. Cari genitori, cari nonni, state accanto ai vostri figli, ai vostri nipoti, con particolare affetto, soprattutto in questo momento particolare in cui scegliere è ancora più difficile. Fate sentire loro il vostro affetto e la vostra stima. E da ultimo, nelle faticose scelte che anche voi siete chiamati a fare ogni giorno, non escludeteli pensando di proteggerli da preoccupazioni o pensieri pesanti. Loro vi vogliono bene e come voi sentite la responsabilità genitoriale nei loro confronti, anch'essi nutrono nei vostri confronti la responsabilità filiale e vi sono grati se vi fidate di loro e tenete in considerazione il loro punto di vista. Tempo di prova, tempo di scelta, mai da soli.